Come hai conosciuto Aurora? Come hai scelto di raccontare la sua storia? Immagino tra le tante delle persone che lottano per questo. من خودم اول میخوام تشکر کنم که شما تشریف آوردید اینجا چون خیلی برای مردم ایران مهم هست این موضوع. Prima di tutto vi ringrazio tutti voi che avete partecipato perché è importante per il popolo iraniano. و ازتون خواهش میکنم برای مردم ایران، برای تمام کسایی که الان توی زندان هستن، برای تمام جوانایی که جمهوری اسلامی اعدام کرده بلند شید به خاطر یک دقیقه احترام Vi ringrazio, però vi prego per la lotta che sta facendo il popolo iraniano, per i prigionieri politici, per tutti quanti, alzate per un minuto di silenzio in onore degli iraniani che vivono in questa condizione drammatica. میخوام اینم توضیح بدم که دوستای فیلمساز من، آرتیستایی که من میشناسم چند تاشون الان زندان هستن. Vi devo raccontare che ci sono alcuni miei colleghi registi che si trovano in carcere. یکی از دوستای خیلی نزدیکم 2 سال پیش توی زندان مرد توی کرونا به خاطر که جمهوری اسلامی اونو با زنجیر به تخت بسته بود و بهش اجازه بیمارستان رفتن نمیداد. Uno dei miei colleghi 2 anni fa è deceduto in Iran perché per motivi di Covid avevano le mani e tutto legato. Please, you can sit. Thank you. Prego, accomodatevi. Thank you. Senti, volevo anche chiederti, di fronte a una storia del genere, come si sceglie da un punto di vista cinematografico come raccontarla? C'è un momento in cui hai scelto di fermare la telecamera? C'era qualcosa che non hai voluto raccontare o che non hai potuto raccontare? ببین تمام فیلمایی که من تا حالا ساختم از زمانی که روسپیگری پشت حجاب ساختم تا الان Dall'inizio che ho cominciato a fare film, da quando ho fatto un film sulle prostitute o sul velo fino adesso, موضوعی بوده که نزدیک قلب من بوده. tutti erano soggetti che erano proprio vicino al mio cuore, perché sentivo proprio, me la sentivo. و هیچ وقت من موضوعی رو انتخاب نکردم که کسی بخواد تصمیم بگیره که این فیلمو بساز. Non ho mai scelto un soggetto o un argomento perché qualcuno mi ha detto di farlo. و من وقتی از ایران مجبور شدم فرار کنم بعد از که برادرامو گرفتن. Quando sono stato obbligato di lasciare Nancy e scappare dall'Iran quando hanno arrestato i miei fratelli. و موفق شدم به سوئد بیام. E sono riuscita ad andare in Svezia. این وظیفه خودم میدونستم که صدای برادر اعدام شدم باشم. Quello ho sentito come un dovere verso mio fratello, quello che è stato assassinato dal regime, sentivo come un dovere verso questo mio fratello. ولی چیزی که منو ناراحت میکنه ما الان 45 سال از این انقلاب لعنتی گذشته. Però quello che mi fa stare male è che sono passati 45 anni da questa maledetta rivoluzione. ولی هنوز کشورهای اروپایی با ایران قرارداد میبندن و رابطه خوب دارن. E ancora i governi europei fanno dei contratti con il regime iraniano e hanno un buon rapporto con questo regime. و ما خودمون میبینیم هفته پیش یکی از دوستای خود من، همکار خود من توی لندن، یکی از ژورنالیست خیلی مهم با چاقو بیرون خونه میخواستن ترورش بکنن. Per farvi un esempio, non è tanto lontano, lei sta dicendo che la settimana scorsa una sua collega a Londra volevano accoltellarlo proprio per strada. که معلوم شد از طرف جمهوری اسلامی بودن و تونستن کشور رو ترک کنن متاسفانه. آره. È stata accoltellata e hanno capito che erano persone per mercenari del regime e questo uomo è stato accoltellato e quelle 3 persone che hanno accoltellato lui prima di essere arrestate hanno potuto scappare da Londra. و این خیلی عادی شده چون تروریستا توی کشورهای اروپایی دارن راحت میچرخن، آزاد میچرخن، زمانی که هم دارن مردم توی ایران رو میکشن هم ماها دیگه در امنیت نیستیم. E questo è diventato purtroppo come una cosa normale, è diventato normalità. Questi terroristi del regime liberamente girano per paesi europei e non ammazzano solo il popolo iraniano, e ammazzano anche oppositori fuori dall'Iran come gente come noi.
و اینم باید بدونیم که این ترورها فقط بر علیه ایرانیان نیست. به زودی این تروریست انقدر زیاد میشن که خیلی عادی میشن و دموکراسی رو از کشورهای اروپایی هم میگیرن. La cosa importante che bisogna comprendere è che non è questi atti terroristici non è solo verso il popolo iraniano o dissidenti iraniani fuori dall'Iran, ma prima o poi nel futuro vicino questo può anche coincidere sulla democrazia che noi abbiamo qui nei paesi europei. و اگر آخرین چیزی که میخوام بگم اینه که اگر که شما نگاه بکنید کشور ایران، روسیه، چین که همشون دیکتاتور هستن، اینا با همدیگه همبستگی دارن، ولی متاسفانه کشورهای اروپایی دموکراتی هیچ کدومشون همبستگی ندارن. E l'ultima cosa che vorrei farvi notare che i paesi regimi dittatoriali come l'Iran, come Russia, come Cina, loro hanno unità fra di loro, mentre i paesi europei purtroppo non è così. زمانی که پیرارسال که انقلاب زن زندگی آزادی بود، ما واقعا مطمئن بودیم که این دفعه میبریم. منتها پشت سر ما اروپایی ها رفتن با جمهوری اسلامی دست dadان. یعنی واقعا ما هر وقت تکونشون میدیم جمهوری اسلامی، اروپایی ها میرن دست باشون میدن. L'anno scorso, quasi un anno, adesso quasi si stiamo avvicinando a quasi 2 anni, quando è cominciata la rivoluzione Donna, Vita, Libertà, noi eravamo sicuri che questa era proprio la volta buona, quella volta che potevamo vincere contro questo regime, ma quando noi stavamo combattendo i regimi europei, i paesi europei, i loro governanti, sotto il banco stringevano mano al regime islamico. Grazie Neida anche per aver ricordato come la vostra battaglia di iraniani che siete e continuate nel vostro impegno, pur essendo stati costretti ad abbandonare il vostro paese, sia importante appunto per tutti noi, per dare un volto anche a questa lotta per la libertà. Però alla fine del film ci sono delle immagini belle di giovani, di donne che nonostante tutto questo continuano a lottare. Quindi qual è la tua visione non solo dell'adesso ma del futuro? در مورد خود مردم ایران خوبه. یعنی ما الان این جنریشنی که الان میبینیم خب همه جوان هستن، آزادی طلبن، با اینترنت سر و کار دارن، سوشیال میدیا رو میبینن و خود اونا پیشرفته هستن، ولی متاسفانه استاپ میشن از کشورهایی که کمک به ایران. La mia visione sul popolo iraniano e specialmente la nuova generazione, questi ragazzi giovani che hanno social network, che hanno internet, che lottano, è una visione positiva la mia, ma la mia visione rispetto a quelle che fanno i governi dei paesi democratici, specialmente in Europa e paesi democratici, quello non è tanto buono. نه بذارینم در مورد، چون این فیلم در مورد پولشویی یا این چیزا زیاد بود. خب اروپایی‌ها چرا یک کشور دموکراتی بخوان وقتی که میتونن اینقدر پول از ایران که به کشورهای اروپایی میاد و خود پسرای آخونده، پسرای رژیم، بچه‌های رژیم پولا رو میارن بیرون، سرمایه گذاری میکنن با کشورهای اینجا. Abbiamo visto nel film, c'era un bel pezzo del film che si parlava del riciclaggio del denaro sporco che viene fatto attraverso i figli o anche dei pezzi del regime dell'Iran che portano questi soldi, che sono miliardi e miliardi di euro o dollari, che portano fuori dall'Iran, che investono specialmente in paesi come Canada, anche nei paesi europei. Allora non è, dal mio punto di vista, non conviene ai governi democratici europei di far smettere questo regime islamico, perché alla fine fa comodo dal punto di vista economico. شاید الان تماشاچی‌ها سوال داشته باشن. Chiede se adesso qualcuno ha qualche domanda, lei è disponibile a rispondere. Esatto, se avete qualche domanda basta alzare la mano e arriva anche un pensiero sul film ovviamente. Sì, congratulazioni e grazie per questa opportunità. Chiedo scusa se esco dal tema del film, il tema diretto, ma l'attualità feroce impone di chiedere una sua opinione, una vostra opinione sulla situazione politica in Medio Oriente, su cosa presumibilmente deciderà di fare il regime iraniano nei prossimi giorni.
Medio Oriente intende un paese in particolare o tutto Medio Oriente? La questione israelo-palestinese iraniana. جالب هست اتفاقا سوال خیلی خوبی هست È una domanda interessante. به خاطر که پشت تمام این جنگ حماس و اسرائیل جمهوری اسلامی هست Perché dietro questa guerra fra Hamas e Israele c'è la Repubblica Islamica dell'Iran. شما فکر کنید وقتی که بایدن 6 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی داد Voi pensate quando Biden ha dato 6 milioni di dollari al regime islamico? Miliardi di dollari. برای که 2 تا از آمریکاییایی که توی زندان ایران بودن آزاد کنه Perché così il regime liberava 2 cittadini americani che erano in prigione in Iran, così il regime liberava questi 2. البته اون 6 میلیارد دلار پول مردم ایران بود که بلاک شده بود توی آمریکا Questi 6 miliardi di dollari erano soldi del popolo iraniano che erano stati bloccati in America. کوتاه بعد از اون جنگ حماس و اسرائیل شد Esattamente dopo poco, cioè un arco di poco tempo, è cominciata la guerra fra Hamas e Israele. پول از کجا اومد Questi soldi da dove arrivavano per fare questa guerra? Cioè, lei intende che Hamas viene finanziata dall'Iran? و این باعث میشه که نگاه ها از جمهوری اسلامی دور بشه و آدم به اسرائیل و یعنی چون جمهوری اسلامی و اسرائیل با هم دیگه جنگ دارن همیشه که مردم رو بر علیه اسرائیل بکنه Questa è una tattica che così lo sguardo del mondo non viene più sull'Iran, i riflettori vanno da un'altra parte, così il popolo del mondo, cioè tutti se la prendono con gli israeliani e i riflettori vengono spostati da un'altra parte, non sul regime iraniano. من نمیگم اسرائیل خوب هست Io non dico che il regime israeliano è un buon regime, ولی کی بود که شروع کرد حماس بود شروع کرد però chi ha cominciato questa guerra? Ha cominciato Hamas. و جنگ پوتین که یعنی اتفاقی هم جنگی که بین روسیه و اوکراین هم هست جمهوری اسلامی درونر چی بهش میگن درونی میفرسته E la guerra che c'è fra Russia e Ucraina, vediamo che il regime Repubblica Islamica dell'Iran manda droni ai russi che usano contro ucraini. پشت همه اینا جمهوری اسلامی هست E dietro sempre ci sono il regime. تا وقتی که جمهوری اسلامی رو نندازیم هیچ جا آرامش پیدا نمیکنه Finché questo regime comincia a esistere, non ci sarà pace per nessuno. Grazie Neid, noi come festival, come Pordenone Docs Fest e come Cinema Zero ci impegniamo a mantenere invece accesi questi riflettori sulla situazione del regime e ad impegnarci a continuare in questa battaglia per la difesa dei diritti civili. Sapendo che in questa battaglia non siamo soli, vicino a noi c'è Taher Jafar Essad che ringraziamo e che rappresenta Nedadei, una realtà che da sempre è vicina a Cinema Zero in questa battaglia, ne abbiamo fatte tante e tante ancora ne faremo insieme, quindi ringrazio anche Taher e tutte le persone ovviamente che lavorano e che si impegnano con te. Ringrazio anche l'Ordine dei giornalisti Friuli Venezia Giulia che ci ha aiutato a organizzare questo evento, direi che non potevamo trovare un film migliore insomma per parlare anche di coraggio e di libertà e so che ci sarebbero ancora tante cose da dire, purtroppo abbiamo i tempi tecnici, quindi si può fare, però ti chiedo veramente una battuta sì, perché poi ci spostiamo. Una battuta, io ringrazio tutti voi che avete partecipato a questa serata. Dico una cosa semplice, noi nel 2022 abbiamo chiesto al Parlamento europeo di mettere nella lista del terrorismo internazionale Pastaran. La cosa è partita proprio dall'Italia, da qui è partita, è stata approvata 18 gennaio 2023. Però per essere una cosa praticabile deve essere approvata dal Consiglio dei Ministri. Abbiamo avuto vari incontri col Presidente della Commissione dei diritti umani a livello europeo, anche col Ministero degli Esteri, però ancora stanno vedendo, perché questi criminali spostano miliardi di dollari in tutti i paesi europei senza subire nulla. Io dico sinceramente che i paesi europei devono essere vicini alla lotta del popolo iraniano. L'altro ieri la Commissione dell'Assemblea delle Nazioni Unite ha scelto, guarda caso, l'Arabia Saudita che deve presiedere i diritti delle donne a livello internazionale. Vedete questo, io non dico niente altro, ringrazio di nuovo Cinema Zero che è sempre stata all'avanguardia su questo argomento.